Il momento è importante, grande momento, grazie ad Antonio Presti che ci consente di essere parte integrante di un grande mondo, di un quartiere che urla la bellezza, urla la voglia di riscatto e ci riesce alla grande. Le scuole presenti stamattina all'inaugurazione di Porta delle Farfalle, manifestando la loro gioia, la loro contentezza in tutte le modalità possibili e immaginabili, attraverso tutti i linguaggi espressivi. Chi urla, chi canta, chi recita, chi scherza, ma soprattutto chi vive la gioia di essere tutti insieme, in nome dell'arte, della bellezza e della emotività che deve essere un valore aggiunto in quello che facciamo ogni giorno. Grazie Antonio, grazie a te la parola senz'altro. Grazie a voi, oggi vince la bellezza, vince l'arte, vince il potere più grande che l'uomo ha a disposizione, che si chiama conoscenza. Una conoscenza che trova nella coralità condivisa del quartiere un senso di tutte le scuole della Sicilia, i licei artistici, le scuole del quartiere, i grandi artisti e architetti che hanno condiviso questa grande espressione estetica, ma alla fine l'unica vera opera d'arte sono le 20.000 persone della comunità che hanno ancora condiviso questo mio impegno etico per il quartiere. Questo mi dà tanta gioia, perché nella vita, quando si sceglie la coerenza e si sceglie il valore dell'esempio, paga, e tutto questo pagare passa per la rinuncia. Quando rinunciamo per guadagnare sempre la bellezza, ha un valore universale, e oggi più che mai i ragazzi, le mamme, gli insegnanti, i dirigenti abbiamo avuto la conferma che quando l'arte è unita, le agenzie educative sono insieme, dalle famiglie alle scuole, si ritorna alla bellezza, e questa è bellezza. La visione della bellezza è ritornata a Librino grazie a questo processo artistico. Chi passerà dalla Porta delle Farfalle non solo non deve mai dimenticare di essere bruco e sempre farfalla, il bruco in un attimo diventa la farfalla, e chi passerà da qua non solo penserà al bruco che diventa farfalla, ma avrà la visione della bellezza. Ecco, questa è la bellezza che noi oggi consegniamo al mondo, all'umanità, di un'opera che alla Porta della Bellezza 15 anni fa era storia, ma oggi con la Porta della Farfalle 20.000 persone si chiama epica. Parlare di epica in un luogo moderno, contemporaneo, di una periferia, è anche la risposta civile che il mondo della scuola e della conoscenza poteva restituire. Oggi la scuola ha restituito l'epicità a un non luogo a procedere che oggi, grazie all'arte e alla conoscenza, ha la visione del futuro.